Eccolo qua. Allora, buonasera innanzitutto. Claudio, Buonasera. vedi, no, perché Claudio, secondo me è arrivato il momento. Buonasera a tutti. Grazie veramente, ma però diciamoci la verità, qua è arrivato il momento, soprattutto questa che è l'ultima puntata, perché questa è l'ultima puntata, no? Lo giuro. Esatto, lo giuro. È confermato. Però bisogna spiegare definitivamente che significa questa esclamazione wow, perché io ho sentito wow. Ah, così si dice. Eh sì, perché ho sentito qualcuno, sai, che diceva wow. Cla, si dice wow. Capite? È una soddisfazione. Il maestro. Grazie. Allora, tu devi sapere che nel nostro personalissimo vocabolario questa esclamazione wow rappresenta la meraviglia, lo stupore. Per esempio, quando tu mi hai telefonato, perché tu mi hai telefonato e mi hai detto... Lo ricordo. Ti ricordi? Tu mi hai telefonato e hai detto Alessà, e io quando ho sentito la tua voce, io ero a casa con tutti i miei familiari, ho detto wow, Claudio Baglioni, tutto unito, Claudio Baglioni, mi hai chiamata, Claudio Baglioni mi ha chiamata per portarmi nel suo programma per spiegare che significa la parola wow. E quando l'ho detta ai miei familiari hanno detto wow. Quindi praticamente è stato un insieme di wow che tu non mi puoi capire. Tutta la famiglia Che dicevo wow. Anche perché, Claudio, parliamoci chiaramente, ma come fai a sostituire questa esclamazione wow? Con cosa? Non lo so. Mettiamo caso, Claudio, Dillo tu. che un fan, ad esempio, ti incontra, ma se non dice wow, non è caloroso, non è affettuoso. Immaginati uno che ti incontra e fa per dindirindina, No. ci picchio, Claudio Baglioni, mamma mia, Capperini, per Bacco, ti fa tristezza. Sì. Immaginati un fan che ti incontra e fa wow, Claudio Baglioni! Questo è forte. È molto più No, caloroso. questo dà entusiasmo. È ricco. Va detto che però in base al livello di meraviglia ci sono delle variazioni. Sì. Cioè non è che esiste solamente wa. Wa è la forma contratta di wanama, ma esiste anche in base al livello di stupore, esiste wanama, wanama mi, wanama bella, waname babba. Vedi che è quella la più clamorosa. In determinate circostanze invece questa esclamazione wa può anche significare noia. Non solo stupore, anche noia. Vedi? E anche in questi casi ci sono vari livelli, Claudio. Per esempio, se una cosa ti ha annoiato abbastanza, si dice wow, mecisa. Sì. Si può dire questo in Si può televisione? dire, mecisa. Poi ci sta pure, casomai, un poco più di noia. Wow, me sfunnata. Poi, wow, me sfrandacata. E poi il massimo dei massimi, caro Claudio, è wow, me sfrandummata propria. Questo è il massimo. Ma questo è proprio il top. Questo è il top. Allora, Claudio, adesso mettiamo in pratica la mia lezione. Sì. Non vedo l'ora di vederti. Allora, tu dopo il programma vorrai sicuramente, che ti posso dire, andare in vacanza. Sì. Sicuramente un po' di riposo. Un po' di riposo ci vuole. Sì. Sicuramente non puoi andare in Italia, perché se resti qua in Italia, in vacanza qua, anche se tu la conosci benissimo, ma sei proprio straconosciuto. Sì. Quindi per non farti dare fastidio, dove puoi andare? Per esempio in Australia. Ah, così lontano. Claudio in Australia. Claudio Baglioni in Australia, a Melbourne. Metti caso che tu stai là, ti riposi, non puoi vedere nessuno, stai in privacy. Sì. Quando a un certo punto, mentre stai bevendo il classico caffè australiano, classico. Quello è buono. Bah. Mentre stai bevendo questo caffè australiano, in tutta tranquillità dici vabbè, tanto non mi vede nessuno, si avvicina una tua fan. Addirittura? Sì. Australiana. Dice Cla, io sono una tua fan, sono di Mondragone. Vabbè, come Mondragone è in Australia. E tu dici, ma com'è possibile? E allora quando lei ti dice wow, io sono di Mondragone, tu cosa dici alla tua fan poiché sei sorpreso? Cosa le dici? Wow! L'ho detto male, Evidentemente il caffè ti rende nervoso. Sì. È bella sta mano che tieni così, tipo bullying, no? È bella che tieni. Wow! Bravo, hai fatto strike. Mettiamo caso, caro Claudio,
che questa ragazza insiste e dice: senti, gentilmente, mentre tu ti stai bevendo il caffè ormai freddo, caffè australiano, lei ti dice gentilmente: signor Baglioni, mi fa 40 autografi per tutti i miei familiari. Tu che dici? Uanema! Ma veramente mi sta impressionando, Claudio Baglioni. Claudio Baglioni mi sta impressionando. Hai fatto il secondo strike, bravo. Uanema! Esatto. E adesso, per concludere, tu tieni ancora sto caffè, ormai si è fatta gelata. Ad un certo punto lei ti chiede: facciamo un selfie. Tu ti stai facendo il selfie e lei dice: ne possiamo fare un altro perché è venuto a mosso. Pure. Poi ti dice: ne facciamo un altro certo. perché mi manca il flash. Ne facciamo un altro ancora perché sei venuto con gli occhi chiusi. E tu a questo punto a lei cosa le dici, Claudio Baglioni? Ma sfrandumato! E poi sto caffè fa schifo assai! Bravo Claudio Baglioni, bravo. Veramente hai capito il significato di uomo. Ho fatto bene? Hai fatto bene. Allora, Alessandro. Sì. Alessandro Siani, tutto attaccato. Tutto attaccato. Allora, adesso racconta tu la prima volta così che ti è mi venuto... sono meravigliato. Dico. Che ti è venuto... Wow! Ce l'ho. Cioè, tu vuoi sapere la prima volta che io mi sono meravigliato. Racconta a loro. Allora, amici miei, io ho fatto un sogno stranissimo. Stavo dormendo quando arrivava un angelo e mi svegliavo. Gli dico: Angelo, ma che vuoi? Dice: no, non mi chiamo Angelo, mi chiamo Gabriele, arcangelo. Gabriele, che vuoi? Io sto dormendo. Devi svegliare ai pastori, non a me. Mi risponde lui: Alessandro, non ci sono più pastori. Qua sul presepe è tutto cambiato. Ormai i pastori stanno a casa, hanno pigliato reddito di cittadinanza. Devi andare tu alla grotta. Per arrivarci chiedi informazioni alle altre statuine che ci sono sul presepe. Io me ne devo andare perché devo cantare Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ci vediamo alla grotta, lui mi saluta, pace e bene. Io comincio a camminare e vedo a un certo punto la statuina di Di Maio, che chiedeva informazioni. Si avvicina e mi dice: scusa, sto cercando di arrivare in Belgio, vado bene? Dico: Gigi, qua siamo a Betlemme. Buono, dice Di Maio. Betlemme non è la capitale del Belgio. Gigi, che è Bruxelles. E tu sei pure un ministro degli esteri. Hai capito o no? Gigi, non ti posso mandare nemmeno a quel paese perché si noto pierde, non se ne manca lo sta. L'ho salutato e me ne sono andato. A un certo punto ho visto un gregge di pecore tutte quante radunate. Ho visto uno e ho pensato sarà il pastore. E invece non era il pastore, era Renzi, che teneva una conferenza in Palestina perché era l'unico posto in cui non aveva ancora lavorato. Teneva pure il traduttore dall'italiano all'ovino. Ma appena ha cominciato a parlare se ne sono andate quasi tutte le pecore e sono rimaste di tutte le pecore solo il 2%. Allora ho chiesto a Renzi: scusa, ma te per caso hai notizie dei Re Magi? Risponde lui: li ho visti a un autogrill. Dico: ma come, Renzi, ma tu incontri tutto quanto a stato grill? Allora dico: è il 6 gennaio. Dice: no, quest'anno si sono mossi prima per paura che fanno la zona rossa e per evitare il controesodo dell'Epifania. Ma a un certo punto l'ho fermato e ho detto: ma ci stavano Melchiorre, Gaspare, stavano tutti quanti? Mi risponde lui: no, ci stavano solamente due di loro, Melchiorre e Gaspare. Baldassarre non c'era. Ho detto: e perché? Niente, perché l'hanno fermato e stava la statuina di Meloni e di Salvini, hanno visto che hanno tenuto i documenti e l'hanno estradata a vota a casa. Dico: ma guarda un po' quel caso, guardate. Ma tu guarda un po' che succede. Lo ringrazio e me ne vado. Quando a un certo punto vedo finalmente la grotta e vedo di corsa che arriva Maria e dice: Alessa, ho visto Berlusconi. Dite: che voleva? Voleva parlare con mio figlio, va cercando i voti per farsi eleggere padre eterno. Mi sono guardato intorno sul presepe, ho visto le botteghe degli artigiani che erano chiuse, ho visto il salumiere, il pescivendolo che se ne andavano via in un altro paese, ho visto alcuni negozi e alcuni operai che stavano lì sul presepe in cassa integrazione. E poi lontano ho visto un vecchietto. Si è avvicinato questo vecchietto, era Edoardo.
Ho detto, maestro, che ci fate qua? Ma da dove venite? Mi risponde Edoardo, io dal mare. Ah, e dico, maestro, ma vi piace questo presepe? Risponde Edoardo, no, non mi piace questo presepe. E a te ti piace, Alessà? Dico, no, nemmeno a me. Ma che si può fare? Allora lui mi guarda negli occhi e dice, Guagliù, dovete aprire gli occhi, non solo tu, ma tutti gli italiani, perché altrimenti questa realtà non cambierà mai.